Io credo che la politica sia sempre e comunque in costante evoluzione e questo non è un percorso da escludere a priori, anzi io ritengo personalmente che in questa fase storica possa essere un percorso a livello strutturale da tenere anche in considerazione e da valutare. È un'apertura che sa tanto di auspicio quella di Dimitri Coin, segretario provinciale di una Lega trevigiana ritornata ruggente dopo il verdetto delle regionali, un 40% e oltre, che non solo tonifica ma cambia le prospettive. Sullo sfondo la creazione di una Lega a doppia velocità su modello della CDU tedesca, che in Baviera si chiama CSU e di fatto è un partito territoriale pur se gemello. Per i leghisti poi sarebbe un ritorno alle origini, alla Liga. Questo sarebbe comunque una rivisitazione di tutta la struttura del partito dove chiaramente ogni area avrebbe le proprie istanze, ogni area determinerebbe le risposte alle necessità dei propri cittadini. Emattatore di una Liga del Nord, chiamiamola al momento così, non potrebbe non essere Luca Zaia, che martedì al K3 ha confermato di averne già parlato con lo stesso Salvini, mentre è di queste ore l'intervista del generale Vannacci al quotidiano Il Foglio. Zaia al comando della Lega non mi preoccupa, dice il vice segretario del Carroccio, che parla allo stesso tempo di un partito plurale. Da Trieste intanto commenta il verdetto veneto Massimiliano Federiga, che guarda proprio al fattore Zaia. Il numero di preferenze mai viste nella storia del Veneto, così tante, per una persona testimoniano che Zaia sicuramente è un valore aggiunto fondamentale che è un patrimonio, penso, di quella regione e i cittadini l'hanno voluto riconoscere in modo esplicito. Tornando alla Marca, la Lega è già in assetto per le comunali di primavera con le partite clou di Conegliano e Castelfranco. Quindi il lavoro sicuramente ce n'è da fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. C'è poi una partita nella partita, il derby tutto leghista e al femminile tra Sonia Brescaccin e Paola Roma. Sarebbero loro i nomi in pole position per l'assessorato trevigiano, magari al sociale, materia che entrambe padroneggiano. Sarà il presidente Alberto Stefani a scegliere le donne e gli uomini che deciderà di portare all'interno della sua giunta. Se l'aspetta però questo ruolo? Assolutamente no, come non mi aspettavo il fatto di entrare appunto nella lista.